Hanno votato sì 318, hanno votato no 178, la Camera approva. L'Aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo sul decreto legge per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Decadono tutte le proposte di modifica, ma come annunciato per tutto il giorno la parola d'ordine da parte dei 5 Stelle in particolar modo è stato ostruzionismo. Questo sistema bancario italiano si è disintegrato, si è distrutto, è collassato sotto la scure dei vostri continui regali agli amici, ai vostri amici banchieri. Un diluvio di interventi, dei grillini per l'esame degli ordini del giorno, paralisi che porterà allo slittamento del voto finale a una nuova seduta a Fiume domani. A Roma anche il grillino Berti, che insieme ai colleghi parlamentari ha incontrato le associazioni dei risparmiatori e ha avanzato richieste precise al governo. L'istituzione di un fondo per il ristoro di tutti i cittadini truffati da parte delle banche venete. Dall'altra parte chiediamo immediatamente la creazione di un pool di magistrati per fare pulizia sul territorio. Per il ministro Padoan il sistema bancario è una svolta e può e deve diventare componente fondamentale per l'accelerazione della crescita. L'attacco invece di Forza Italia, che voterà no. Padoan è un incapace, buono a nulla, capace di tutto. Questa maggioranza utilizza la fiducia squisitamente per zittire il Parlamento, l'esatto contrario. Al posto di ricevere un ampio mandato, utilizza la fiducia per ridurre il mandato parlamentare degli eletti democraticamente, mentre questo governo non ha ha avuto persone non elette a rappresentarlo. Intanto Banca Italia fa sapere in una nota come le indagini oggi in corso sui 2 istituti veneti abbiano preso avvio da segnalazioni della stessa Banca d'Italia. I primi segnali nel 2013, dicono, non erano però tali da compromettere i requisiti minimi patrimoniali.